La guerra non cambia i piani, confermato a giugno a Treviso il vertice internazionale sull'intelligence che vedrà confrontarsi i massimi esperti in materia. Rappresentato il blocco della NATO, il livello di sicurezza sarà elevato. Ennesimo incidente mortale questa mattina in A4, anche stavolta la vittima è un autotrasportatore, un 54enne di San Fior, tratto chiuso e traffico paralizzato. Le polemiche tra sindaci e Veneto Strade sulla realizzazione del ponte di Vidor, Regione e Provincia chiamate in causa confidano nel dialogo, ma i soldi, confermano tutti, ancora non ci sono. I comuni di Riese Piodecimo e San Zenone degli Ezzelini si alleano per realizzare le opere compensative alla Pedemontana. Non arrivano risposte e quindi ci arrangiamo, dicono, tornando a chiedere sconti sui pedaggi per i residenti. Sostegno ai capoluoghi in deficit dal decreto aiuti del governo. Insorge il primo cittadino di Treviso e presidente di Anci Veneto Conte. Ha abbandonato un vecchio furgone con ben 20 quintali di rifiuti, ma è stato individuato, multato a Treville, un residente dell'Alta Padovana. Gli alpini trevigiani in partenza per la Donata Nazionale al via da domani a Rimini San Marino. Domenica la diretta non stop su Antenna 3 per raccontarvi lo sfilamento delle penne nere. Sport volley in gara 2 delle finali scudetto, l'incredibile rimonta del Moco Conegliano che ribalta la partita e pareggia la serie sull'1-1. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano parliamo della guerra in Ucraina che non cambia i piani di un meeting molto particolare. L'avevamo raccontato un mese fa, 2 mesi fa anzi, prima che iniziasse la guerra. Viene confermato a giugno a Treviso il vertice internazionale sull'intelligence che vedrà confrontarsi nel capoluogo della Marca i massimi esperti in materia. A venire rappresentato sarà principalmente il blocco della NATO e il livello di sicurezza gioco-forza sarà molto elevato. La situazione in Ucraina preoccupa, ma non deve preoccupare per quanto riguarda gli aspetti di questo convegno, che è una sorta di plenaria di confronto sulle tematiche riguardanti appunto l'intelligence dei vari paesi. Quindi è una situazione formativa e informativa e nulla a che vedere con il conflitto che purtroppo è alle porte dell'Europa, però ovviamente i livelli di attenzione sono massimi. Gli scenari geopolitici da quando l'iniziativa è stata lanciata a gennaio sono cambiati radicalmente, ma l'organizzazione conferma e anzi rilancia l'appuntamento che resta di assoluto rilievo. Dal 19 al 22 giugno Treviso quindi diventerà capitale mondiale dell'intelligence, quello che più volgarmente viene definito spionaggio. Incontri e seminari saranno dislocati in vari angoli della città, 300 i partecipanti annunciati dai paesi del blocco NATO o comunque vicini all'Occidente. Abbiamo quasi tutta la rappresentanza europea, quindi a mettere insieme tutti i vari paesi europei, nonché il mondo anglosassone, sostanzialmente questi 2 grandi blocchi in termini di presenza e di provenienza geografica. Tutto confermato quindi per l'evento che vede la collaborazione tra l'École Universitaire Internationale, la Fondazione Cassamarca e IAFIE Global, Associazione Internazionale di Intelligence, punto di riferimento dei paesi NATO, guidata da Barry Zulauf, da decenni ai vertici dello spionaggio americano, anche lui presente al meeting. Sul tavolo le tematiche del terrorismo, le insidie dell'universo cyber, l'analisi dei dati, questioni oggi più che mai attuali. Chiaramente lo scenario internazionale si sta evolvendo, ahimè, negli ultimi mesi, ma per quanto riguarda l'attività che viene svolta su Treviso, essa sarà svolta nella massima sicurezza sia ovviamente delle persone presenti che di tutto quello che è il contesto ovviamente della città di Treviso. Non sono necessarie misure aggiuntive o misure particolari proprio perché quello che è lo stato sostanzialmente dei lavori, anzi forse è un beneficio avere persone che si confrontano. Tutto, tendono a rassicurare gli organizzatori, sarà svolto nella massima sicurezza. Sopralluoghi tecnici sono già stati effettuati, prefettura e questura sono al lavoro. Nell'organizzazione di questi eventi internazionali c'è tutta una catena di comando delle autorità preposte, quindi tutte le autorità e le forze dell'ordine hanno chiaro quello che sono i ruoli di ognuno e chiaramente sono preparatissimi nel gestire eventi di questo genere. Stiamo tutti tranquilli, sarà una plenaria assolutamente tranquilla all'insegna della costruzione e della formazione. La cronaca adesso, l'incubo della A4 continua a 24 ore dalla tragedia costata la vita a un camionista sloveno. Ieri ennesimo incidente ancora in A4, anche stavolta la vittima è un autotrasportatore, è un 54enne di San Fior. L'autostrada A4 ancora una volta scenario di un drammatico incidente stradale
Nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Trieste, è costato la vita ad un camionista di 54 anni di San Fior, Guido Arnosti. La tragedia si è consumata poco prima delle 10 all'altezza del ponte sul fiume Tagliamento. In quel tratto l'autostrada è a 3 corsie. Un camion che trasportava mangimi con alla guida Arnosti, per cause che ora sono al vaglio della polizia stradale, ha tamponato un tir carico di frigoriferi che a sua volta è finito contro una bisarca. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato dalla cabina il 54enne rimasto incastrato, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Il SUEM non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito il conducente del camion frigo, illeso il terzo camionista. La notizia della morte di Arnosti ha sconvolto tutta la comunità di San Fior, dove l'uomo viveva con la moglie. Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale, con la chiusura di quel tratto di A4 e dell'ingresso dello svincolo di Latisana in direzione Venezia, riaperti dopo circa 3 ore verso le 12:30. Sul posto, oltre agli agenti della stradale, anche i tecnici di autovie per ripristinare il tratto. L'incidente di questa mattina arriva 24 ore dopo l'altra tragedia in A4, costata la vita ad un camionista sloveno morto nel tamponamento tra tir tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste, in quello che ormai è stato denominato il tratto maledetto, a 2 corsie per i cantieri per la realizzazione della terza, caratterizzato da numerosi incidenti. È un bollettino di guerra, non possiamo continuare su questa strada. Abbiamo appena festeggiato il 1° maggio, anche il Papa ha fatto presente che non si può morire e andare a lavorare per mantenere la propria famiglia. Aspettiamo che questa concessione venga data o rinnovata, quello che vogliono, ma l'importante è che si inizi i lavori. Opere che si devono fare come l'atteso ponte di Vidoro. Torniamo alla polemica sempre più forte tra sindaci e Veneto Strade, che ieri, come sapete, l'abbiamo raccontato nel servizio, ha chiamato in causa regione e provincia. Sentiamoli. I territori esprimeranno la loro posizione e ne parleremo. La sostanza però, permettetemi, di tutta questa cosa è che oggi mancano i denari per realizzare quell'opera. Non ce li ha la provincia, non ce li ha la regione. Va subito al nocciolo della questione Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, nei giorni in cui si registra lo scontro tra sindaci del territorio e Veneto Strade sui tracciati del nuovo ponte di Vidor. 2 visioni diverse dell'opera con costi anche diversi. Marcon, accanto all'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, è stato destinatario di una lettera firmata da Silvano Vernizzi, direttore della società che si occupa di viabilità, dove si chiede a regione e provincia di prendere posizione. Missiva che ha portato un chiarimento tra la vicegovernatrice e il numero 1 di Veneto Strade. Credo che ci sia stato un eccesso di zelo da parte dell'ingegner Vernizzi, che, considerando che il progetto è stato cofinanziato anche dalla Regione del Veneto, perché la Regione del Veneto ha stanziato 200.000 euro per fare il progetto di fattibilità tecnica e economica, si sia sentito in dovere di informare la Regione su quanto stava accadendo. Però ho sentito l'ingegner Vernizzi sulla lettera, anche lui ha convenuto che il ponte di Vidor e la nuova infrastruttura è una competenza provinciale e quindi è la provincia che deve decidere quale sia il progetto più corretto. Insomma, il tratto, dice esplicitamente De Berti, è di competenza provinciale, provincia che dal canto suo non si tira indietro, con Marcon che crede ancora nel dialogo. Di fatto oggi non c'è un'ipotesi progettuale alternativa, c'è come chiamarlo, uno schizzo su un pezzo di carta, non sono stati fatti il progetto, lo studio di fattibilità nuovo non esiste, bisogna partire da quel documento quando sarà fatto ed eventualmente porvi anche lì delle prescrizioni. Noi dobbiamo solo sfruttare l'opportunità di darci uno strumento che ci consenta, laddove intervengano dei canali di finanziamento, di essere pronti a coglierlo, a risolvere un problema che c'è. Tenersi pronti quindi a ogni eventualità. Certo, le chance di farcela sembrano limitate. Il governo, spiega De Berti, sta investendo prevalentemente sulle manutenzioni dei ponti anche dopo il crollo del Morandi. Che possibilità ci sono? Non ve lo so dire. Sicuramente in questo momento la possibilità di avere grossi investimenti non è sicuramente dietro l'angolo. E poi l'altra grande opera, la Pedemontana Veneta. I comuni di Riese Pio X e San Zenone degli Ezzelini si alleano per realizzare le opere compensative alla Pedemontana Veneta. Non arrivano risposte, dicono, e quindi ci arrangiamo e tornano a chiedere sconti sui pedaggi per i residenti. Noi stiamo provando ad arrangiarci, tra virgolette, perché abbiamo, come tutti gli altri comuni che sono interessati poi dalla viabilità ordinaria di accesso alla superstrada,
temiamo un aggravio del carico di traffico su viabilità ordinaria, che è già, non vorrei usare un termine troppo forte, del collasso. Evitare il sovraccarico della viabilità ordinaria una volta che la superstrada pedemontana veneta sarà terminata, con il quasi certo aumento dei volumi di traffico. Questo è l'obiettivo dei comuni di Riese, Piodecimo e San Zenone, che si sono alleati per ottenere un contributo statale a valere sui fondi PNRR, complessivamente oltre 5 milioni di euro. L'unico modo al momento per superare i ritardi nella realizzazione e relativo finanziamento delle opere compensative alla nuova arteria. È da tempo che se ne parla, anche con, a dire la verità, contratti firmati ancora nel 2012, però per ora le risposte che arrivano sono sempre non ci sono soldi, e quindi adesso che abbiamo l'opportunità del PNRR dobbiamo sfruttarla al massimo, riuscendo a presentare proprio questi progetti che vanno davvero a favore della nostra comunità, ma della sicurezza e dell'abbellimento anche del nostro territorio. Mentre Riese pensa al riassetto della viabilità nel centro di Vallà con relativo recupero di parcheggi, San Zenone guarda al centro. Abbiamo necessità di realizzare una rotonda e di riqualificare proprio il centro e l'area urbana e renderla vivibile per le persone. E quello che manca adesso, e da tanti anni si ravvisa l'esigenza proprio di sistemare, è l'area sud del municipio. Quest'area sud diventerà proprio una piazza, un vero e proprio piazzale a disposizione della cittadinanza, e sarà davvero riqualificato. C'è poi una questione ancora più urgente da risolvere, quella dello sconto sui pedaggi per i residenti, già alle prese con i vari rincari. Quello della revisione dei pedaggi credo sia molto importante come tema da vedere nei prossimi mesi. Da tempo lo stiamo evocando e dobbiamo davvero fare squadra tutti quanti assieme per ottenere tariffe agevolate almeno per i nostri residenti. Torniamo agli incidenti. Un'auto contro un camion, una coppia di anziani uscita miracolosamente quasi illesa dallo scontro che nella tarda mattinata, vedete l'auto della coppia, scontro che ha paralizzato il traffico lungo la Postumia a San Biagio di Callalta. L'intervento poi della polizia locale per deviare il traffico, mentre i due anziani a bordo dell'auto se la sono cavata fortunatamente con ferite lievi. Quasi alla stessa ora, ma a Pieve di Soligo, un 18enne di Susegana è invece rimasto ferito più seriamente nello scontro tra la sua vettura e un'altra auto. È finito contro il muro esterno di un'abitazione, portato in ospedale con l'elicottero a Treviso. Le sue condizioni non sono fortunatamente preoccupanti, anche in questo caso, come accaduto, lo vediamo nelle immagini, a San Biagio di Callalta. Anche nel caso di Pieve di Soligo ovviamente il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire di spostare i mezzi ed effettuare i rilievi degli incidenti. Torniamo a parlare di guerra in Ucraina, ma i suoi riflessi economici, con i dati dell'osservatorio congiunturale di Confcommercio. Il primo trimestre dell'anno, evidentemente lo spettro della guerra fa paura. Per il 35% degli operatori del terziario la guerra in Ucraina potrà avere un impatto rilevante sulla propria attività nel corso del 2022, ma sebbene il clima di fiducia diminuisca, le imprese non si fanno prendere dal panico e sono determinate a non perdere il treno della ripresa, e questo malgrado l'incremento dei costi dell'energia. Più 164% in un anno per la sola spesa elettrica. A confermare questo quadro il report dell'osservatorio congiunturale di Confcommercio relativo al primo trimestre dell'anno. È una crisi alla quale guardano con prudenza, la necessaria prudenza di chi intelligentemente porta avanti i propri affari. Però le imprese di Treviso, nonostante questo, non intendono far leva sull'occupazione per il timore magari di una perdita di ricavi in futuro, né tantomeno intendono ridurre gli investimenti. In qualche modo la situazione sta tenendo e c'è più di una luce che vediamo davanti. 500 gli operatori intervistati e messi dunque a confronto con il tema dell'incertezza legata alla guerra. Questa cosa però non denota nessun tipo di problematica dal punto di vista del credito, perché abbiamo saputo erogare una stessa quantità di credito che ci è stata richiesta, quasi all'80-90% delle richieste. A chiedere nuova liquidità in questa fase per macchinari e innovazione il 31% del campione preso in esame. Ennesimo segno di ottimismo secondo la presidente provinciale di Confcommercio Dania Sartorato, che sottolinea come siano state ben 448 le nuove attività che hanno preso avvio e che si trovano semmai nella difficoltà di assumere nuovo personale, come denunciato ai nostri microfoni dall'albergatore di Mogliano Marco Bertozzi. È di oggi, di contro, la notizia di un'azienda di Castello di Godego, la Breton, che ha assunto con contratto di apprendistato un'intera classe di diplomati, 20 giovanissimi. Va ripreso, e lo stiamo riprendendo proprio in questi giorni, il dialogo con gli istituti scolastici, perché lì ci sono le risorse, il patrimonio umano che a noi serve
serve, e anche con indirizzi specifici per la food, non food, accoglienza turistica e non solo. Va messo a regime un certo tipo di match tra le esigenze appunto delle imprese e del mondo del lavoro. Siamo disorientati perché da un lato la sostenibilità, la riqualificazione e l'attenzione agli aspetti green sono considerati fattori decisivi per il futuro del Paese, ma poi si demolisce lo strumento in grado di facilitare questa rivoluzione che non riguarda solo l'edilizia ma i territori e il loro sviluppo. È dura la reazione del mondo dei costruttori veneti per bocca del presidente di ANCE Paolo Ghiotti, che vediamo nelle immagini, alle parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, che parlando ieri alla plenaria del Parlamento europeo si è detto contrario al super bonus 110% perché ha triplicato i costi previsti. Un messaggio evidente anche al Movimento 5 Stelle, che ha ideato la misura e con il quale i rapporti sono tesissimi. In questo modo, attacca ANCE Veneto, si scaricano le fibrillazioni politiche sull'edilizia senza comprendere che rischia di mettere in ginocchio un settore che già deve far fronte agli aumenti delle materie prime, dell'energia e del costo del carburante. A giudizio di ANCE, l'eliminazione del super bonus è una scelta miope di una politica che non guarda al futuro e che quindi prende la decisione più facile e non quella più giusta. Anche il sindaco Mario Conte e presidente di ANCI Veneto ha parole di critica nei confronti del governo. Parliamo del decreto aiuti. Come sappiamo, ieri si è espresso parlando di richieste accolte dei comuni e dei territori, anche se le risorse sono ancora poche, ma in questo caso parliamo dei sostegni ai capoluoghi in deficit. Sentiamo cosa ha detto. Mi dispiace vedere nelle pieghe di questa iniziativa del governo che ci siano ancora parecchi fondi destinati a quelle città che in realtà non hanno ben saputo gestire le proprie risorse in passato. Salerno, Chieti, Lecce, Potenza sono alcuni dei capoluoghi di provincia italiani in deficit che potrebbero beneficiare di fondi provenienti dal decreto aiuti. È infatti allo studio da parte dell'esecutivo l'estensione ai capoluoghi dei cosiddetti patti con il governo, come già accade per Torino o Napoli. Insorge dunque il sindaco di Treviso Conte, che è anche presidente dell'ANCI Veneto. Abbiamo visto che parecchie risorse sono state destinate per le città capoluogo in default finanziario, quindi questo secondo me non va proprio tanto bene, sarebbe stato meglio impiegarle per le città virtuose che hanno tanti progetti pronti per partire. Si ripropone dunque uno squilibrio, per non dire un'ingiustizia, che Conte aveva già evidenziato in passato. Si è riproposta, io manifesterò anche al Presidente De Caro il mio dispiacere, nel senso che questo è un momento dove dobbiamo dimostrarci virtuosi e credo che sia anche arrivato il momento di dire basta degli aiuti di Stato a quelle amministrazioni che in passato hanno sbagliato in modo clamoroso. Ovviamente non è una questione nord contro sud o sud contro nord, ma è una questione di buona amministrazione. In Veneto io rappresento 585 sindaci che non hanno mai speso un euro in più di quello che dovevano spendere, e se lo fanno i veneti credo che possano imparare a farlo tutti. Torniamo alla cronaca con un grave incidente questa mattina in un terreno agricolo a Volpago del Montello, in via Sernaglia. Un agricoltore di 76 anni che si trovava alla guida del trattore all'improvviso per cause ancora da accertare è stato sbalzato dal mezzo finendo violentemente a terra. Subito allertati i soccorsi, l'uomo si è procurato varie lesioni, la sospetta frattura del bacino, è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso. L'anziano fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco e del distaccamento di Montebelluna, oltre ai carabinieri. E poi un ecovandalo particolare perché ha abbandonato un vecchio furgone con all'interno ben 20 quintali di rifiuti, ma è stato individuato. Ha parcheggiato un vecchio furgone in una stradina sterrata nella zona industriale di Treville. Dentro ha lasciato 20 quintali di rifiuti, ma prima ha pensato bene di ripulire il veicolo. In superficie non era più presente alcuna indicazione utile per poter risalire all'immatricolazione. Ha abraso il telaio e tutti i segni identificativi che riconducessero alla proprietà del mezzo, staccando ovviamente anche le targhe. Ha pensato davvero a tutto, facendosi aiutare da un complice, ma non ha fatto i conti con la polizia locale castellana. Gli agenti hanno
hanno rivoltato il mezzo alla ricerca di una prova e ci sono riusciti. Hanno setacciato il pianale e le parti interne del motore armati di abrasivo, soluzione sgrassante e lente di ingrandimento, risalendo poco a poco a varie parti del mezzo, sino a giungere al telaio e successivamente alla targa originaria. Scoperto così il proprietario del vecchio furgone, un residente dell'Alta Padovana. A suo carico sono stati elevati numerosi verbali amministrativi ed una denuncia a piede libero. L'ecovandolo, che oltre ai rifiuti si era disfatto anche del furgone, pagherà cara la sua bravata. Ha deciso di uscire dalla sua provincia pensando davvero di farla franca. Effettivamente aveva fatto tutto per bene, pensando ogni minimo dettaglio, ma non ha valutato la competenza della polizia locale. Sono davvero numerosi casi di abbandono dei rifiuti. Nella sola scorsa settimana sono ben 7 le violazioni elevate per sversamento illecito di rifiuti. L'ultima nella giornata di lunedì scorso in via Poisolo, dove di notte sono stati abbandonati 3 sacchi di rifiuti innanzi il portone d'ingresso di un ignaro cittadino. Si tratta di un abbandono che ha già un nome, visto che in uno dei sacchi è stato trovato un braccialetto personale nominativo per prestazione ospedaliera. Pochissimi istanti di pubblicità, poi parleremo degli alpini. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Allora parliamo degli alpini, delle penne nere, perché è tutto pronto ormai per l'adunata nazionale numero 93 a Rimini San Marino, che prende il via domani, che vedrà poi il clou domenica con lo sfilamento delle penne nere. Tutto pronto anche per gli alpini di Treviso, ormai in partenza negli ultimi preparativi. Amici miei, veri solo amici miei, sempre pronti a dare una mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Lo spirito tipico delle penne nere non manca mai, sono pronti gli alpini di Treviso per questa 93esima adunata nazionale. A Rimini e San Marino sono già arrivati molti, nelle prossime ore partiranno tutti gli altri. Dalla sede di Via de Coubertin gli ultimi preparativi, pronte le bandiere, gli stendardi e non mancano ovviamente cibo e buon vino. Adesso partiremo noi venerdì, chi parte giovedì sera e poi c'è un gruppetto che ci arriva con un pullman domenica mattina. All'incirca 150 persone, insomma, ecco, della città di Treviso. Una durata diversa dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni difficili, una donata particolare. Sarà una donata al mare, con qualche collina alle spalle, diversa dalle solite che siamo abituati a fare magari con le montagne da vicino, ma indubbiamente sarà una bella donata, anche perché, come diceva il mio amico qui prima, c'è un discorso di ritrovarsi dopo 2 anni di sacrifici da tutte le parti. Un buon inizio di festeggiamenti, perché quest'anno poi ricorre il 150° anniversario della Costituzione degli Alpini, quindi abbiamo diverse manifestazioni da fare, il che ci gratifica. Anche gli alpini di Farra hanno ultimato i preparativi e caricato le ultime cose, dal tendone mensa alla tenda cucina, le brande, i fornelli, le piastre, tavole, panche, l'immancabile macchina dello spiedo, alimenti e bevande. Una 50ina di penne nere partiranno alla volta di Rimini, pronti pullman, camper e furgone. La grande festa di colori, di canzoni, di ricordi è già partita. Se dovesse descrivere gli alpini in poche parole, come li descriverebbe? Li descrivo gente brava, gente buona, gente alla mano, gente, tutti amici. Disponibile, sempre pronta. Sempre pronti a dare una mano. E allora l'attesa è finita, tornano quindi le penne nere, da domani l'inizio dell'adunata nazionale che, come sappiamo e come sapete tutti, ha il suo clou. Domenica con le emozioni dello sfilamento, allora domenica in diretta su Antenna 3 vi racconteremo per tutto il giorno queste emozioni alla 93esima adunata nazionale di Rimini San Marino, dalle 9 del mattino per tutto il giorno. Seguiteci dunque con la possibilità anche di mandare i vostri messaggi in diretta per commentare quello che vedete. E adesso lo sport, mentre si sta giocando il recupero della partita di basket tra Universo Treviso, la Nutribullet Treviso e l'Olimpia Milano in vantaggio 34-31, è appena iniziato il terzo quarto di gioco, in vantaggio Milano 34-31, c'è da registrare
la straordinaria vittoria di ieri dell'Imoco Conegliano, quindi parliamo delle finali scudetto del volley, una vittoria davvero incredibile. Aggiornate il vocabolario dei proverbi. Da ieri non sono più solo i gatti ad avere 9 vite, aggiungeteci le pantere, ma solo quelle targate Imoco Conegliano. Erano spalle al muro le campionesse di coach Santarelli, ma se qualcuno si fosse assentato nella seconda parte del match e fosse poi tornato alla fine, avrebbe sgranato certamente gli occhi nel vedere il tabellino conclusivo di gara 2 delle finali scudetto. Da 0-2 a 3-2, una rimonta incredibile che suggella la forza mentale di un gruppo già nella storia della pallavolo. Perché Conegliano, nella tana di Monza e già sconfitta in gara 1, sembrava avviarsi verso un'altra batosta che avrebbe significato quasi sicuramente addio alla riconferma del tricolore. Monza si dimostra avversaria all'altezza, risponde colpo su colpo ai punti di Conegliano e approfitta degli errori senza pietà. 2 set vinti entrambi per 25-23 e partita in tasca, almeno sembra. Poi Egonu e Plummer orchestrano la remontada assieme alle compagne. Terzo set conquistato di prepotenza 25-16, il quarto agguantato 25-20. Ormai Monza è frastornata e l'Imoco ne approfitta chiudendo il tie break 15-10 dopo un errore avversario. Da potenziale ultima spiaggia a pareggio 1-1 nella serie scudetto e ora per gara 3 si torna al Palaverde per dimostrare a tutti chi sono le campionesse d'Italia. Davvero straordinarie le giocatrici dell'Imoco, ancora donne protagoniste nel prossimo servizio, c'è un festival dedicato tutto alle donne che parte da domani fino a sabato a Treviso. La visione femminile è la visione che arriva per prima, poi non sempre va a sistema, bisogna riuscire a metterla a sistema per arrivare prima a tante famiglie dove il ruolo delle donne è ancora un ruolo cruciale. Dal 5 al 7 maggio Treviso ospita il Festival Città per le Donne, iniziativa di Comune, Commissione Pari Opportunità e Progetto Donne Veneto con il supporto di Spazio Donna. 3 giorni di convegni a Palazzo dei 300 e una serie di eventi collaterali per costruire una riflessione comune sulla città al femminile, consapevoli che Treviso è in testa alla classifica nazionale per qualità della vita proprio delle donne. Si inizia domani mattinata dedicata a spazi e architetture, pomeriggio incentrato su genere e politica, confronti dai quali far emergere proposte operative. Sicuramente le analisi fatte in questi ultimi anni, che presenteremo anche attraverso questo festival, ha messo in evidenza come sia indispensabile raccogliere i bisogni specifici al femminile, pensando appunto all'uso della città, pensando alla situazione economica del paese. Raccogliere le nostre esigenze significa avere una società più giusta per tutti. Treviso si candida a diventare un laboratorio permanente di confronto sulla parità di genere. Gli ambiti su cui intervenire sono molti, un focus su cui concentrare l'attenzione secondo Cassugana è ad esempio quello turistico. Il dato principale è che le mete turistiche vengono scelte primariamente dalle donne e quindi ci sono servizi che vanno fatti per le famiglie e donne con figli e poi servizi per le donne single. È importante accoglierle con servizi dedicati, ad esempio gli orari dei trasporti, ad esempio i servizi che si possono trovare per donne che devono vivere da sole la città e quindi non accompagnate da uomini e quindi magari devono sentirsi maggiormente sicure. Adesso le notizie dal Bellunese. Ed è ancora la guerra in Ucraina in primo piano, con l'economia e le ripercussioni economiche da un lato. Poi c'è anche l'altro problema, quello della mancanza di personale dall'altro. L'analisi del numero 1 di Ascom Belluno e poi in questo contesto anche un'iniziativa importante della Camera di Commercio per lo sviluppo del territorio montano. Io ho parlato più volte di quello che chiamo un cocktail velenoso. Abbiamo avuto la pandemia, ora abbiamo la guerra, abbiamo la crescita esponenziale di tutti i costi per l'energia.
Proprio quando l'economia si stava rialzando, complice il miglioramento della situazione pandemica, è arrivata la guerra a spegnere ogni segnale di ripresa. Le aziende fanno i conti con le ricadute economiche delle tensioni internazionali e delle sanzioni alla Russia in un mix di materie prime che non arrivano o dai costi insostenibili e rincari di energia e gas. A questo, con una stagione estiva alle porte, si aggiunge per locali e strutture ricettive l'assenza di personale da impiegare. Il costo del lavoro da una parte, il fatto che si facciano sempre meno figli e quindi ci siano sempre meno giovani che possano lavorare in queste realtà sono le cause principali della situazione, spiega Doglioni. Succede quindi come conseguenza che vi siano attività costrette a chiudere o, come nel caso di un bar di Quero, a ridurre l'orario di apertura. È venir meno il servizio anche per i turisti, per tutti quanti, quindi dobbiamo riformularci in qualche maniera, dobbiamo cercare di creare un sistema agevole, dignitoso per chi lavora, ma altresì non strangolante per chi deve poi avere un costo che non riesce a giustificare dal punto di vista economico, proprio del bilancio della propria azienda. Le istituzioni in questo scenario sono al lavoro per fare in modo che la ripresa non si trasformi in stagnazione. Il 9 maggio la Camera di Commercio di Belluno Treviso con il centro Europe Direct Montagna Veneta celebra la festa dell'Europa, Green Deal e resilienza. Sarà l'occasione per tracciare le prospettive per la montagna analizzando il ruolo dell'Europa per lo sviluppo del territorio. Purtroppo con la guerra in Ucraina si sta inceppando la macchina della ripartenza e questo ovviamente preoccupa. Dobbiamo guardare altri mercati e gli altri mercati si guardano se c'è una strategia, se ci sono delle risorse e l'Europa su questo è fondamentale. A Belluno un'iniziativa che ha pochi eguali sul fronte dell'accoglienza dei profughi. A proposito di Ucraina, il trasporto pubblico gratuito per queste persone con l'iniziativa del Fondo Welfare e Dolomiti Bus. Fruizione gratuita del servizio di trasporto pubblico locale all'interno della provincia di Belluno. È questo l'esito emerso dal tavolo della prefettura e che prevede lo stanziamento di 5.000 euro per favorire gli spostamenti gratuiti dei profughi in arrivo dall'Ucraina sul territorio bellunese. Di questi 2.000 saranno messi a disposizione dal Fondo Welfare e 3.000 direttamente da Dolomiti Bus. Ai cittadini ucraini sarà dunque permesso di muoversi all'interno della rete di trasporti urbana ed extraurbana per i mesi da qui a venire. Sul tavolo della prefettura è emersa la problematica nella gestione dei trasporti e quindi della possibilità di muoversi dei profughi ucraini. Da subito la provincia ha inteso trovare una soluzione per dare una risposta a queste persone che sono dovute scappare dal proprio paese e per dare anche un modo concreto nella risoluzione del problema. Ai cittadini ucraini sarà dunque possibile, previa esposizione del permesso umanitario consegnatogli all'arrivo nel paese, di ottenere il biglietto o addirittura l'abbonamento al servizio di trasporto. Spostamenti gratuiti illimitati dunque, almeno fino all'estinzione del credito messo a disposizione, momento in cui verranno effettuate nuove valutazioni sull'eventuale stanziamento di nuovi fondi. Sia nel trasporto urbano sia all'interno del trasporto extraurbano, però all'interno della provincia di Belluno. Questo potrà durare per alcuni mesi, dopodiché in base all'evoluzione del problema e quindi valuteremo poi successivamente se sarà necessario integrare questa cifra con ulteriori risorse. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Arriva una perturbazione atlantica, dunque nella giornata di giovedì 5 maggio dovremo aspettarci una locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento in giornata, dal pomeriggio però nubi in aumento e in prossimità delle zone montane si attiverà una spiccata variabilità con frequenti acquazzoni possibili inoltre sulle aree pedemontane e sulle pianure più occidentali. In estensione anche al resto della nostra regione entro sera. Temperature stazionarie minime tra 8 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 23 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, nuvolosità più consistente al pomeriggio, dalle ore centrali possibili piogge sui rilievi, in serata anche in pianura. Temperature minime sugli 8-14 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Al mattino sarà più soleggiato, ma come vediamo al pomeriggio avremo nubi in aumento con deboli precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.